Sì. 15 gennaio 2013, ospite di Radio Luce il gruppo El Canfin. Ecco qui una visione dei nostri ospiti, ma non ci sono solo loro. Vittorio, ciao Vittorio! Ciao Roberto, ciao ragazzi! Allora, lo puoi dare tu insieme agli altri amici un appuntamento per le repliche il martedì sera e poi il sabato e la domenica qui a Diretta Studio dal Canfin. Vai Vittorio! Diretta Studio da Radio Luce, la replica di martedì sera alle ore 20. Come ho capito, 03. e alle 23 anche, 2 repliche la sera. E il sabato, che adesso l'orario non mi ricordo più. Sabato 13:15, domenica mezzogiorno e mezzo. Domenica mezzogiorno e mezzo. Noi abbiamo appena finito una bella chiacchierata con voi ed è stata divertente. Allora, insieme a Vittorio, chi c'è qui? Allora, 103, 300. Saluto tutti. Il grigio. Il bianco. Accanto a Luciano, Lorenzo del Caffè. Ciao a tutti. E poi per la prima volta a Radio Luce è Amabile. Sì, ciao Amabile. la foto segnaletica. Aspetta, vediamo un po'. Essere uno che fa le foto segnaletiche. Questo è l'ultimo CD, lo vediamo. Se te tocco. Eccola qui. Sempre con la nostra lampada accesa. In italiano, e se ti palpo in dialetto. Allora, ferma ragazzi. Allora, ospite della trasmissione anche un signore. Ciao, che ragazzi. si chiama, ce vuoi dire tu? Fausto Fulgoni, Fausto dei Girasoli. Dei Girasoli. Fausto, allora, che dici al pubblico di Radio Luce che ama moltissimo la grande musica folk popolare, quindi ama il Canfin, ama anche i Girasoli? Riprendo le parole di Lorenzo: se volete essere spensierati e contenti, accendete la radio subito la mattina con le canzoni dei Canfin e dimenticherete tutti i problemi. Fatelo. È Grazie. un su da favola. Eccolo qui. Amici, e il Canfin lo vedete a Radio Luce. Ragazzi, in bocca al lupo e appuntamento naturalmente nelle migliori piazze, nelle migliori sagre e nelle migliori feste. Ciao ragazzi! Ciao a tutti. Ciao.